Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, vai dai 32esimo America's Cup, fioi, siamo alla terza regata, siamo primi con BMW Oracle Racing United States of America e mascalzone latino con 4 punticini. Andiamo ragazzi, siamo contro China Team, sulla carta una partita da vincere. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua belli porchi, siamo un po' porchi siamo. Forza 5, ok. E andiamo raga. Andiamo con fiocco. Siamo a 18 nodi e 3. Contro China Team bisogna assolutamente vincere. Non è assolutamente una squadra forte, anzi. Sti cinesi. In questo momento però attenzione che hanno loro... Dobbiamo stare molto attenti. Eccoli qua i cinesi. Passiamo di poco. Attenzione però che come nodi è molto... Il vento è un po' così. Il vento può cambiare ragazzi. Vai. E adesso vediamo. Allora, ok. China Team è di là. Manca 1 minuto e 55 alla partenza. Nodi sempre a 18 e 3. Ok. Devo cercare assolutamente di non sbagliare. Ok. In questo momento ho anche la priorità, quindi lui è verde, ok. Dai ragazzi. Vai China Team, adesso sta virando. Ocio. Ok, abbiamo 18 nodi e 5. Ok, siamo perfetti. Siamo un po' lontani, però siamo perfetti. Però pompo di più io. C'è poco da fare. Il cume pompa. Andiamo con il verde. Oh, attenzione, dobbiamo stare molto molto attenti. Siamo in vantaggio comunque. Siamo in vantaggio. Scusate un attimo ragazzi, che palle. Ok raga, eccoci qua. E si parte raga. No, no, ho sbagliato. Adesso mi sono accorto della cagata che ho fatto. Falsa partenza, sì, Dio Cristo, che errore. Non ho, perché mi si è suonato il telefono, ma Dio Cristo, non che credo. Ai ai ai, che errore. Qua ho sbagliato, raga. Qua il cume ha cappellato. Mi sono proprio distratto con i secondi. Per 6 secondi l'ho sbagliata. Vabbè. Vabbè. Inizio in salita, ragazzi. Ho cannato la partenza. Adesso possiamo comunque recuperare sul Team China. Ma guarda che errore di merda che ho fatto. Dai fioi, dai. Stiamo recuperando un po', no? Insomma. Insomma. Comunque non sarà facile. È un errore che non mi aspettavo. Ma proprio prima purtroppo mi è suonato il telefono. Ho chiuso, ho riavviato e non ho guardato i secondi. Dio Cristo, cume. No, attenzione.
In questo momento il Team China è messo sicuramente meglio. E questo gioco, ragazzi, lo possiamo usare per le Olimpiadi, quando saranno le Olimpiadi del Cume. Quindi abbiamo una disciplina in più, ragazzi, per la prossima Olimpiade a Tokyo 2020. Adesso tra poco possiamo anche girare, vediamo, cerchiamo di stare attenti. La classifica dà in vantaggio China ancora. Ecco, solo prova a girare, la giriamo anche noi. Dai, 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 dai. Ok. Dai, cazzo, il team cinese. Guarda, guarda, guarda come cambia il vento, Cristo santo. Purtroppo, praticamente, ragazzi, spiego. Ho superato la linea di partenza di 7-8 secondi prima del timer. E quindi sono dovuto ritornare indietro e rifare la partenza. Cioè, veramente un errore che è dovuto dalla telefonata. E mi sono dimenticato di guardare i secondi. Vabbè, vabbè. Guarda, oddio, guarda i cinesi. Guarda, adesso i cinesi fanno la cappella. Guarda i mongoli. Però devo solo stare molto attento, Se prendo anche una penalità è finita. 8. 8, no, 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 no. No! Mamma mia. Ho detto che anch'io non sono messo in una bella posizione, ragazzi, vedi, devo anch'io girare, proprio il vento fa quel cazzo che vuole. Però adesso io l'interno, quindi qua forse la China Team ha fatto la cagata, speriamo. D'altronde sono un equipaggio di merda, quindi... No, devono stare attenti perché comunque hanno loro la priorità, 8. Ok. E torniamo in vantaggio. Buono, Kume, buono, buono, buono. Ma i cinesi, cioè non possiamo perdere con i cinesi, ragazzi, per cortesia. Con tutto rispetto, ma... Qua dominiamo noi. Ok, adesso anche il computer ci dà chiaramente luna rossa in testa. Adesso vai di spinnaker. Vai di spinnaker. Ok. Vai che andiamo, adesso anche il Team China sta girando, siamo comunque vicinissimi, ragazzi. 7 secondi di vantaggio, un niente praticamente. Oh, qua non prendo un cazzo di vento, sto andando lentissimo. Vado un po', devo andare col rosso e fotte sega. Sto prendendo molta velocità. Adesso possiamo dire da lontano. Cina, Italia, ragazzi. Telecom contro, non lo so, uno sponsor del Cina, non lo so. Adesso la potevo girare di qua e prendo la body destra. Prendo la body destra. Però in realtà se potrei chiuderli così per poi... Forse possiamo prendere anche questa di sinistra in realtà. Adesso frego il vento. Adesso li frego, adesso li frego. Adesso rubo il vento ai cinesi. Guardali, guardali. Perfetto. Proprio quello che dovevo fare. E ce ne stiamo andando adesso. Ce ne stiamo andando a cannone proprio. Dai, fioi, dai. Dobbiamo portare a casa la terza regata. Voglio vincere l'America's Cup a questo livello di difficoltà. Dopo aumenteremo anche il livello, ragazzi. Dai, raga, dai. Sì, abbiamo un bel vantaggio adesso. I cinesi puntano alla body destra. Si è abbassato il vento, è a 16,5, quindi devo andare con Genoa. Adesso torna a 19. Ci sono delle
Refolate di vento. Madonna, qua stiamo andando lenti però, fioi. Comunque siamo abbastanza vicini, ancora. Vai, 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 gira, piano. Attenti. I cinesi devono stare attenti per non beccarsi la penalità. Siamo fermi adesso. Ai ai ai, brutto errore. Brutto errore adesso. Però attenzione. Ecco, abbiamo detto che ci siamo messi come regola di non dare la pista, che è un livello diciamo più semplice, di non dare le penalità agli avversari, dai, perché sennò... Ok. Abbiamo messo Genoa, vediamo. Però in realtà... In realtà siamo sopra... qua forse speriamo di non perdere tempo. Siamo tornati con Fiocco, perché comunque i nodi sono superiori al 18. Dai veloci, dai veloci. Sì, sì, comunque il vantaggio c'è. Sì, ci siamo messi questa regola che, visto che il livello di difficoltà è il più semplice per questa prima esperienza, di non dare le penalità, quindi stiamo attenti di non colpirli, se cerchiamo di essere persone corrette, dai, come. Dopo chiaramente nel prossimo livello, se volete anche una serie con livello più difficile, allora possiamo anche... Cioè, ci spariamo le penalità. Ok, il vantaggio è buono, vediamo... Alla boa, avevamo comunque sempre 7 secondi in realtà. Adesso stiamo prendendo un bel vantaggio, mi sembra, o no? Vediamo. Beh, è aumentato sicuramente. È più di 7 secondi. Cioè, non c'è dubbio su questo. Non vi sei dubbi. Dai, cazzo, dai. Possiamo fare, andiamo un po' meno veloci, perché col verde vai meno veloce ma fai meno strada. Col blu vai più veloce ma fai più strada. Adesso mi interessa fare meno strada. Siamo perfetti, cazzo. Abbiamo preso proprio la rotta alla grande. Dai, che dobbiamo ipotecare almeno, cioè, col quarto posto siamo... Cioè, i primi 4 vanno alle semifinali, chiaramente. Dai, ragazzuoli. Sì, il vantaggio sul China Team è importante, sono contento. Ma del team cinese, insomma, non mi fa... Oddio, qua c'è il mutamento. Sogniamo di Spinnaker. No, cazzo, no, 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 brutto errore, sono completamente senza... Controvento. Qua non è stata una gran mossa, qua perderà un po' di tempo, eh. Però per fortuna il vantaggio c'è. E vai di Spinnaker. Occhio la boa, non prenderla, sono le penalità 3,60. Ok. E adesso prendiamoci la regata. Prendiamoci la regata, raga. Prendiamocela questa fottutissima regata. Il nostro vantaggio vediamo. 18 secondi, 18 secondi. Salvo imprevisti, è fatta. Team cinese, pur con un errore iniziale. Ecco, se sbagliavo così con Fly, sì, con Emirates, Team o BMW Oracle, era sconfitta, ve lo dico. Dai, Comendone. Peccato non poter cambiare il livello in corsa, ecco, questo non l'ho mai capita sta roba, sinceramente. Sì, sì, ecco, c'è un vantaggio veramente importante, addirittura l'abbiamo aumentato. Luna rossa c'è, fioi. Luna rossa, me la godo. Qui a Valencia. Ok, e adesso possiamo andare a chiudere. Molto bene.
Stiamo attenti a non prendere la boa, però vabbè, insomma. Forse posso vincere anche con un 3,60 probabilmente. Io non ho mai beccato la pioggia finora. E si va a vincere, ragazzi. Altra vittoria per Luna Rossa, la terza consecutiva. Contro sicuramente un team non fortissimo. Però soltanto 2 punticini fondamentali per l'obiettivo quarto posto. Ma secondo me possiamo anche arrivare primi. Pero. Winner. Yes! E arriva la terza vittoria. Complimenti a Luna Rossa. Yes! Ok, ha perso Mascalzone Latino. Ha perso, quindi siamo in 2-6 punti. A 4 Emirates, Mascalzone Latino e Victory Challenge. Anche i svedesi sono messi bene. China Team chiaramente è ultima con 0 punti. Abbiamo battuto gli ultimi, cioè i 2 ultimi abbiamo beccato, però la vittoria con Emirates veramente pesante. Raga, un saluto il comandone veneziano. Ciao!